Eccoci qui, buongiorno cari amici. Ci troviamo oggi che è giovedì per il nostro secondo incontro, secondo di una lunga serie di incontri, speriamo, E sono gli incontri dedicati alle buone notizie. Rita porta le buone notizie. Ci sono le buone notizie anche in questo panorama un po' triste, un po' di preoccupazione. Sapete che devo fare una piccola premessa, sapete che ultimamente in questi 2 o 3 mesi abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo una situazione di, come dire, di preoccupazione per via di questo tremendo coronavirus, cioè c'è questo virus che ha causato un'epidemia in Italia e una pandemia nel mondo che colpisce le persone, che le infetta e quindi per qualche periodo, per 3 mesi abbondanti, 2 o 3 mesi abbondanti, le persone sono state costrette, tutte qui in Italia, a rimanere chiuse nelle loro case, cioè a un periodo di isolamento forzato, obbligatorio, per evitare l'infezione, il contagio. E questa è la premessa. Questa cosa per dire che tutte le famiglie, tutte le persone ne hanno risentito a volte in modo negativo, perché le famiglie si sono ritrovate, come dire, in casa, papà, mamma coi bambini, magari 2 o 3, a gestire degli spazi, a gestire delle attività, è non sempre facile perché anche i bambini non potevano uscire. Quindi, d'altro canto, anche le persone anziane, secondo me, che vivono sole a Milano o anche nei paesi, ma con più facilità a Milano, si sono ritrovate veramente sole. Già quando si è anziani si perdono un po' i contatti con persone, con amicizie. Ritrovarsi poi sbarrati in casa, blindati, scusate, in casa perché non si può uscire, ha messo molti anziani in condizioni di isolamento. Però la bella notizia che io vi porto oggi è questa e porta il titolo Cent'anni contro la solitudine. Perché? Perché è una notizia che secondo me fa riflettere, oltre che bella. Un'altra piccola premessa, il Comune di Milano tempo fa aveva creato un progetto, in pratica le persone anziane sole, come anziane nel senso di 75, 76, 80 anni, che vivevano e che vivono sole in un appartamento in città, potevano mettere a disposizione di ragazzi e ragazze che venivano per necessità a Milano e per motivi di studio e che avevano necessità appunto di una stanza a prezzi modici, perché sapete che le camere a Milano hanno dei prezzi fuori di testa. Questa cosa metteva in relazione queste due persone, per cui la persona anziana dava questa possibilità a questa studentessa e la studentessa, la ragazza, che cosa dava in cambio? Dava in cambio un po' del suo tempo, un po' della sua compagnia, un po' della sua esperienza, un po' della sua giornata, dei pezzettini di giornata. Allora, vi racconto questa buona notizia. Cent'anni contro la solitudine. Perché cent'anni? Perché Gina e Sofia si sono conosciute proprio in una situazione così. Gina, 75 anni, ha messo a disposizione una camera per Sofia e Sofia 25. 75 più 25, 100. Cosa ha voluto dire questa cosa? Che nelle condizioni di forzato isolamento le due persone hanno dovuto per forza mettersi in relazione tra di loro, per forza o anche per piacere, per simpatia. Se prima Sofia, la ragazza, dedicava a Gina una piccola parte del suo tempo perché tutta la giornata la passava fuori per motivi di studio e quindi magari tornava a casa la sera alle 9, cenava da sola, Gina aveva già cenato. Adesso con la questione appunto dell'isolamento forzato è stato, diciamo, giocoforza quello di
stato giocoforza, dicevo, quello di mettere insieme, di condividere più tempo e più spazi, per cui si sono conosciute meglio, si sono ritrovate, ehm, è cominciato a nascere un'amicizia vera. Gina racconta sul giornale che un giorno Sofia, un po' con le lacrime agli occhi, ha confidato a Gina che aveva tanta voglia di vedere la sua mamma e di mangiare le tagliatelle che la sua mamma gli preparava. E allora Gina in 448 cosa ha fatto? Ha preparato lei le tagliatelle per Sofia. E questo è stato uno scambio molto bello. Di queste esperienze a Milano ce ne sono tante, anche ragazzi con uomini che vivono soli. Adesso vi mostro la foto di Gina e Sofia, che è troppo bella. A me piace tantissimo. So se riusciamo a vederla tutta, però penso proprio di sì. Questa è la foto di Gina e di Sofia. Io non sono un'esperta. Allora abbiamo Gina e Sofia che ride e anche Gina sorride, no? Sono serene, sono proprio tanto serene. L'articolo del giornale poi va avanti, diceva ci può essere un'alleanza tra nonni e nipoti, certo che ci può essere, anzi è una buona ricetta per ripartire. È una bella idea da sviluppare, quella dei nonni che ospitano gli studenti che hanno bisogno di un alloggio. Non solo risolve l'emergenza per gli studenti, ma secondo me fa crescere l'affettività, l'affettività tra due generazioni. Cos'è l'affettività? È proprio quell'aspetto che comunica affetto, simpatia, condivisione. E poi soprattutto spezza un isolamento che in certi quartieri delle città è pesante. L'isolamento a che cosa porta? Porta alla paura. E certo, e la paura cosa fa? Riduce un pochettino la voglia di partecipazione delle persone. Quando tu hai paura, hai voglia di stare in casa, hai voglia di non affrontare il mondo esterno e questa cosa finisce anche per limitare la nostra voglia di partecipare. E invece sappiamo che per le persone anziane è importantissimo partecipare fin dove è possibile al mondo, alla vita che ancora c'è e che è bella da vivere. Pensate che su questa esperienza il comune sempre di Milano ha sostenuto questa iniziativa di un ragazzo giovane fotografo, il quale ha fotografato queste esperienze, insomma, l'incontro fra generazioni nelle case dei milanesi. Questo ragazzo ha fatto una serie di scatti, di sorrisi, di volti bellissimi che dovevano essere messi in mostra prima di questo famoso isolamento, di questa interruzione di tutte le attività. E non è stato possibile, ma al più presto, quando le cose riprenderanno, dice il giornale che a Milano ci sarà una mostra appunto che mh, appena possibile sarà aperta a tutti. Chissà che non potremmo o non possiamo anche noi andarla a vedere, perché lì c'è proprio la possibilità di vedere l'incontro solidale tra generazioni. Io do e offro qualcosa a te e ne ricevo in cambio qualcos'altro da te. A me questa è sembrata proprio una bella notizia perché ci fa capire quanto è importante la relazione tra le persone, ancor più la relazione tra un anziano e un ragazzo, una persona anziana e una ragazza, perché la ragazza porta la sua, il giovane porta la sua vivacità, il suo entusiasmo, ma le persone anziane, cioè voi, siete
un tesoro di esperienza, un tesoro di saggezza, un tesoro di storie da conoscere, da raccontare. E io credo che questa sia una cosa veramente bella. Allora, noi ci lasciamo oggi qua, ma sicuramente ci vedremo per il prossimo giovedì, per tanti giovedì, alla scoperta di una altra buona notizia, perché credetemi, ci sono le buone notizie nel mondo, ce ne sono tante, c'è tanto bene. I giornali, le televisioni ci mostrano soprattutto ciò che succede di brutto, ciò che succede di negativo. E invece accanto a queste notizie negative ce ne sono tante che portano tanto bene nel mondo. E io vado alla ricerca di queste belle cose perché piacciono tanto a me e perché sono sicura piacciono anche a voi. Ve le comunico con affetto, con amore, cercando di stare un pochettino, pochi minuti con voi. Anche questo è uno scambio un pochettino, no? Non di generazioni perché quasi quasi insomma sono anch'io piuttosto in là con l'età, ma è uno scambio comunque di affettività, di parole, di sguardi, di affetto. Io vi saluta Rita che porta buone notizie e arrivederci a giovedì prossimo. Ciao!